il cerchio della banda che rapinava le tabaccherie con la maschera di Anonymous, i carabinieri di Venezia hanno arrestato 4 persone. Una brusca sterzata e vola con il camion nello scarpato. Un veneziano di 61 anni di Tessera ha perso la vita alla guida del mezzo mentre era a Belluno. L'incertezza sul passaggio delle grandi navi a Venezia rischia di essere un danno anche per gli altri porti dell'Adriatico. Il governo si decida all'appello del numero 1 dell'Associazione Porti Italiani. Continua la lotta tra il sindaco Prugnaro e i sindacati dei dipendenti comunali. I servizi di anagrafe sono prossimi al collasso secondo i lavoratori che questa mattina hanno protestato in campo San Maurizio. Sono circa 300.000 i lavoratori del commercio nella regione Veneto, quasi 1 su 5 interessato dal lavoro domenicale. C'è preoccupazione per le possibili ricadute occupazionali dello stop. Sospetto di scarichi tossici in laguna nella zona antistante il cantiere del Bombolone. Il comitato No GPL denuncia la situazione e chiede chiarimenti. A Venezia fanno la guerra a chi inquina meno, lo pensa l'esperto in tradizioni commentando i numeri sulla pessima qualità dell'aria lungo il Rio Novo e le limitazioni imposte dal comune. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. Lo avete sentito dai titoli, in primo piano la cronaca. Rapinavano le tabaccherie indossando la maschera di Anonymous. I carabinieri di Venezia hanno arrestato 4 persone. Parte seconda dell'operazione Arancia Meccanica. I carabinieri del nucleo investigativo di Venezia con i colleghi di Porto Gruaro hanno arrestato Angelo Abatascianni, 30enne di Spinea, e Michael Innocenti, 24enne trevigiano, componenti di una banda criminale ritenuta responsabile insieme ad altri 2 in carcere da febbraio 2018 della rapina in una tabaccheria avvenuta a San Stino di Livenza il 6 febbraio 2017. Come si vede dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, in 3 sono entrati indossando le maschere di Anonymous, mentre il quarto aspettava nell'auto. Hanno puntato un'arma contro il titolare facendosi consegnare i soldi. 2 minuti, un bottino di 5.000 euro. Con le indagini si è poi scoperto che le maschere erano state acquistate poco prima a Torre di Mosto. Una è stata ritrovata proprio nell'auto abbandonata. La maschera è stata rinvenuta all'interno dell'autovettura oggetto di furto poco prima nelle vicinanze di San Stino di Livenza. La maschera poi è stata inviata al RIS e tramite delle tracce biologiche e quindi il riscontro è stato possibile risalire all'autore della rapina. Era un rapinatore, come si può dire, seriale, e quindi gli elementi erano già presenti nelle banche dati delle forze di polizia. Si chiude dunque il cerchio sul gruppo composto da 5 persone, oltre ai 4 di origine veneta, un minorenne rumeno, indagati a vario titolo per aver commesso altre 7 rapine in terraferma, spesso molto violente. Riteniamo che comunque a vario titolo possono essere gli autori delle rapine, alcuni di questi nelle zone della terraferma veneziana nel periodo che va da dicembre 2016 e il primo periodo dell'anno del 2017. Secondo le intercettazioni telefoniche, queste rapine però non erano abbastanza. Dall'attività di intercettazione telefonica è emerso la volontà di questi soggetti di aumentare la loro attività criminale, in modo particolare aggredendo i bancomat mediante l'esplosivo. Intanto oggi a Messa è stato arrestato un 44enne trevigiano di Monastier che, fingendo di essere armato con la protesi al braccio, si è fatto consegnare l'incasso di una tabaccheria in via Bissuola. La titolare però, non appena è uscito dal negozio, l'ha inseguito. 3 minuti più tardi una pattuglia di passaggio della polizia stradale l'ha fermato. Domani l'udienza di convalida. E proprio il presidente dei tabaccai, una delle categorie maggiormente prese di mira dai rapinatori, interviene su questo grave problema dicendo: la questione di fondo, dicono, è il contante. Che noi non abbiamo difese di nessun tipo, giornalmente non abbiamo le bussole, le porte, non abbiamo nulla, perché in tabaccheria uno entra e esce velocemente. Però in tabaccheria ormai si fa tutto, si fanno tutti i servizi, stiamo diventando degli uffici postali, lavoriamo di tutto, perciò è ovvio che la paura è quella, anche se ci stiamo dotando quasi tutti di strumenti passivi, antirapina, visto poi quello che i carabinieri fortunatamente sono riusciti a
con l'operazione a fare, ecco. Un ringraziamento ai carabinieri per il lavoro svolto arriva dalla rappresentante dei tabaccai sul territorio, una delle categorie maggiormente prese di mira dai banditi per molteplici ragioni. Una su tutte il contante. Noi ancora oggi non riusciamo a poter accettare le carte di pagamento dai clienti perché lavoriamo su percentuali dal 2% al 3% al 4% laddove le operazioni bancarie sono superiori. Il problema più importante è sicuramente, come avete detto voi, il contante e noi ci auguriamo sempre, stiamo lavorando perché il governo ci permetta di poter usare i bancomat a dei costi accettabili per noi. Il problema di fondo è questo, cioè noi non possiamo accettare i bancomat perché i costi delle operazioni sono più alti che poi del nostro guadagno alla fine quando andiamo a conteggiare. Se riusciamo a far questo riusciamo a non avere più il contante in negozio e così è un deterrente. Un autotrasportatore veneziano è morto questa mattina in un tragico incidente accaduto a Belluno. La vittima è Ivano Bonaldo, 61 anni, residente a Tesseramo, originario di Chioggia. L'uomo, che era alla guida di un camion, per evitare, sembra da quanto stanno ricostruendo i carabinieri di Belluno che si occupano delle indagini, per evitare l'impatto con un'auto che sopraggiungeva dalla direzione opposta, avrebbe sterzato improvvisamente, finendo contro il parapetto di un ponte che ha ceduto sotto il peso del mezzo, finito poi nel greto del torrente, come vedete nelle immagini. L'autotrasportatore è morto sul colpo, l'autista dell'auto, un 44enne bellunese, colto da malore, è stato portato all'ospedale. Ivano Bonaldo, che viveva da solo e non era sposato, lascia gli anziani genitori. E i vigili del fuoco stanno operando dalle 16 di questo pomeriggio lungo la strada provinciale che collega Conetta a Dagna per il rovesciamento di un'autocisterna che trasportava materiale pericoloso. Il ribaltamento dell'auto articolato è avvenuto dopo lo scontro di questo con un'auto. Feriti entrambi i conducenti dei mezzi trasportati in ospedale. L'autocisterna durante il rovesciamento ha subito danni ad uno dei compartimenti da dove è fuoriuscita acetato di vinile stabilizzato. La zona è stata isolata e sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco di Cavarzere e Mestre con il nucleo NBCR e il carro schiuma, con anche i colleghi di Padova e Rovigo con 2 autogru. Voltiamo pagina, incertezza sul passaggio delle grandi navi a Venezia che rischia di essere un danno anche per gli altri porti dell'Adriatico ed è bene che il governo prenda una decisione una volta per tutte. L'ha detto il numero 1 dell'Associazione Porti Italiani, Zeno D'Agostino, intervenendo all'Italian Cruise Day a Trieste, il forum nazionale sull'industria crocieristica italiana. Su Venezia il governo deve decidere perché l'incertezza sul passaggio delle grandi navi rischia di essere un danno che il sistema crocieristico non può sopportare. È dal Forum Nazionale sull'Industria Crocieristica Italiana che il numero 1 dell'Associazione dei Porti Italiani striglia l'esecutivo. Quando c'è un mercato che ha a che fare con quella che è l'amministrazione pubblica, il mercato naturalmente è in mano dei soggetti privati, in questo caso un mercato che ha una dimensione sia quantitativa che qualitativa importantissima, c'è bisogno che il pubblico dimostri appunto fermezza e decisione. Nel caso di Venezia purtroppo questa non c'è. E sul fatto che la situazione debba essere risolta una volta per tutte non si discute, pure tenendo presente che Venezia è un unicum dal punto di vista storico e ambientale. C'è una sostenibilità della città molto più difficile da gestire. Però mi verrebbe da dire che proprio per questo allora c'è bisogno di una decisione e di un'attenzione a quella città e a quel sistema, a quell'ecosistema molto più forte rispetto a quello che esiste in altri porti, in altre città. Per D'Agostino è urgente almeno la convocazione di un tavolo per il coinvolgimento degli attori, perché le autorità di sistema sono una parte dello Stato. Che lo Stato almeno dialoghi con i propri rappresentanti locali e poi cerchi di capire quali sono gli equilibri di mercato e naturalmente, come ho detto prima, l'ho anche citato, la sostenibilità ambientale e sociale degli eventuali interventi che si fanno. Però bisogna, ritengo che sia arrivato il momento, oggi insomma sentendo anche gli operatori globali che sono interessati a Venezia, è arrivato il momento almeno di cominciare a ragionare su quello che va fatto lì.
Il danno paventato dal presidente di Assoporti rischia di ripercuotersi sull'attività degli altri porti dell'Adriatico. I dati dell'industria croceristica italiana continuano a registrare incrementi a 2 cifre e già si prevede che il 2019 sarà un anno record per passeggeri movimentati. Per Venezia le proiezioni parlano di una previsione di quasi 1,5 milioni di passeggeri, secondo porto in Italia dopo Civitavecchia. Da record pure gli investimenti, 200 milioni di euro il budget dei principali porti italiani nel triennio 2019-2021, di cui il 74% in infrastrutture. In base agli itinerari scelti dalle compagnie a fine 2018, Venezia si confermerà il terzo porto italiano con la più ampia varietà del portafoglio clienti. La lunga lotta tra il sindaco Luigi Brugnaro e i sindacati dei dipendenti comunali si è arricchita questa mattina di un nuovo capitolo. I servizi di anagrafe, URP e Stato civile del Comune di Venezia sono prossimi al collasso secondo la cinquantina di lavoratori che ha dato vita in mattinata a un presidio di protesta in campo San Maurizio. Questo servizio è al di sotto in maniera vertiginosa di personale, penso che manchi almeno metà del personale tra i pensionamenti prossimi e le vacanze in dotazione organica che ci sono ora. Siamo arrivati a un punto talmente esasperato della situazione dove i colleghi di lavoro non riescono più a far fronte al lavoro aggiuntivo assegnato in carenza di personale, quindi anche un servizio erogato pessimo alla cittadinanza. Per il sindaco Luigi Brugnaro all'origine della protesta vi sono una serie di razionalizzazioni e riorganizzazioni nell'interesse del bilancio comunale e quindi delle tasche dei cittadini, unite alla scarsa propensione al lavoro di qualche sindacalista. Un'interpretazione sdegnosamente rigettata dai diretti interessati. Ben venga a tutte le razionalizzazioni del mondo, però se per razionalizzazione vuol dire lasciare a casa i precari, diminuire di 400-500 unità i dipendenti del comune, assumere solo vigili urbani, mettere in difficoltà tantissimi uffici e partire da questi l'anagrafe, se questa è razionalizzazione a me sembra qualcos'altro. Una delegazione dei lavoratori ha poi incontrato il prefetto Vittorio Zappalorto, che ha promesso di informare dell'avvertenza al Ministero dell'Interno. Noi chiediamo alla prefettura di intervenire perché ha una responsabilità su questi servizi, sono servizi che lo Stato delega ai comuni e quindi la prefettura non può essere silente, deve chiedere immediatamente al Ministero dell'Interno di sbloccare le assunzioni su questo settore, perché senza un intervento e senza assunzioni e senza sostegno questi servizi non faranno altro che continuare ad essere allo stremo sull'appello ovviamente dei lavoratori e nel creare anche dei servizi ai cittadini. Sono circa 300.000 i lavoratori del commercio nella regione Veneto, quasi 1 su 5 è interessato dal lavoro domenicale. Ora anche chi ha sempre avversato questa pratica si dice preoccupato dalle possibili ricadute occupazionali dello stop annunciato dal governo. Dopo anni di proteste contro la liberalizzazione delle aperture domenicali introdotta dal governo Monti, sindacati e commercianti mostrano preoccupazione per la volontà manifestata dall'attuale esecutivo di limitare le domeniche lavorative a un massimo del 25%. In linea di principio siamo favorevoli, puntualizza Maurizio Arizzo della CISL regionale, che ha organizzato una tavola rotonda per discutere del tema, ma non si può pensare di cancellare gli ultimi 7 anni con un colpo di spugna legislativo. Oggi per molti esercizi commerciali di piccole dimensioni chiudere ogni domenica significherebbe la fine della loro attività. Credo che anche chi era contrario oggi si renda conto che i competitor, il vero competitore non è solo la grande distribuzione che ha fatto leva in questi anni, sono proprio l'e-commerce. Il sistema va riformato, sostengono dal sindacato, in accordo con le categorie e gli enti locali. Una quantità di domeniche programmate nel territorio con una pari opportunità, quindi su un quadrante a rotazione, quindi come le farmacie sono un servizio essenziale, sono calendarizzate con chiaramente aperture e chiusure. Così bisogna fare nel commercio, perché oramai i consumatori hanno dimostrato che i loro bisogni, il loro volere, la loro capacità di interesse e di consumo lo si fa anche alla domenica. Va pensata una revisione della legge, riducendo ovviamente le aperture domenicali, ma assegnando le competenze alla Regione, che attraverso la concertazione può meglio definire quali sono le esigenze delle imprese e dei territori per una programmazione quindi che sia rispondente alle richieste che emergono da quel territorio sia dal punto di vista economico che valoriale ed etico. Salomoniche le conclusioni del direttore di Confesercenti Veneto Maurizio Franceschi.
Si potrebbe ragionare sulle 20 domeniche all'anno, insomma da qui si può scendere un po', si può salire, ma insomma un punto di riferimento potrebbe essere questo. Sospetto di scarichi tossici in laguna nella zona prospiciente il cantiere dell'impianto GPL in fase di realizzazione a Chioggia. Il comitato No GPL scrive al provveditorato Opere Pubbliche per denunciare la situazione e chiedere chiarimenti. Le foto allegate alla PEC inviata giovedì del comitato No GPL al provveditorato Opere Pubbliche sono eloquenti e mostrano con tutta evidenza un tubo dal quale è visibile lo scarico di liquidi a tutt'oggi non ben identificati nella laguna di Chioggia, nel tratto via Maestre del Lavoro e Banchina Contigua. Cos'è contenuto in quel liquido che fuoriesce dal cantiere dell'impianto di GPL in fase di realizzazione a Chioggia, ma soprattutto questo scarico in laguna è stato autorizzato? Ci siamo accorti a seguito di un accesso agli atti che abbiamo fatto presso il Comitato Tecnico Regionale e diversamente dalle altre volte che avevamo fatto la stessa procedura, questa volta i documenti ci sono stati consegnati in notevole ritardo rispetto al solito. Guardando poi dentro i verbali abbiamo capito il motivo. Evidentemente non volevano finire di scaricare l'acqua. Acqua che è stata caricata a partire dal 5 luglio fino al 3 agosto per la capienza complessiva della metà dei 3 serbatoi, e cioè 4 milioni e mezzo di litri di acqua potabile. E hanno cominciato a scaricarla. Quando abbiamo visto il verbale del CTR abbiamo fatto dei sopralluoghi e abbiamo trovato 2 tubi di scarico abbastanza nascosti anche, che arrivavano fino alla laguna. I timori, se già non ce ne fossero abbastanza attorno al progetto, creano apprensione. Per questo il comitato No GPL chiede la verifica della eventuale tossicità dei liquidi scaricati per l'habitat lagunare circostante. Sono fondali bassi dove ci sono allevamenti importanti per l'economia della nostra città. Noi non sappiamo cosa c'era dentro, quantomeno come minimo delle scorie di saldatura e cose del genere, o rimasugli anche del gas che era stato immesso quando sono stati portati poi i bomboloni. Scaricare 4 milioni e mezzo di litri d'acqua in questo modo a noi ci sembra che la cosa non sia perfettamente lineare. Domani il comitato No GPL sarà in assemblea pubblica davanti al municipio di Chioggia, mentre per il 25 ottobre è attesa la sentenza del Consiglio di Stato che dovrà esprimersi sui ricorsi contro l'impianto presentati dallo stesso comitato, oltre che dalla Comune e dalla Regione. Adesso pochi istanti di pubblicità e poi torniamo con altre notizie da Venezia e provincia. Restate lì. Rieccoci in diretta per tornare a parlare di inquinamento a Venezia insieme all'esperto di tradizioni veneziane Sandro Brandolisio, che ci racconta come funzionava un tempo. Trovo un assurdo da matti. Iva a proibire le barche a remi o i kayak o i canoe che corra per i canali di Venezia e a saldare popò de barche a motor che butta fuori quello che butta fuori, ma non solo le barche, anche le grosse navi che basta che stanga ferme al porto e impissare da mattina a sera, chiaramente che scarica tutto quanto. Anche l'esperto in tradizioni veneziane Brandolisio affronta la questione inquinamento in centro storico, dopo che un gruppo di cittadini ha raccolto circa 500 firme per chiedere al comune di intervenire, imponendo limitazioni al traffico nautico simili a quelle in vigore per le auto in terraferma. La qualità dell'aria lungo Rio Nuovo infatti risulta peggiore di quella di Mestre o Marghera, colpa dei motori delle barche, spesso più vecchi e inquinanti di quelli dei veicoli su strada. Mettiamo degli orari piuttosto, come che già era una volta, fin a una certa ora, e barche che doveva consegnare, che doveva portare e a roba, e viaggiava e già era fino alle 9 e mezza la mattina. Dopodiché il canale è già era fatto, o anche a altre parti, è già era fatto per i battei di trasporto, per i taxi, ma che ne c'era pochi una volta taxi, adesso che ne c'è una tonnellata e mezza,
ma che c'era anche a barca remi che andava su e su. Ascolta, che fa guerre a quei che inquina e manco. Sarà pronto a giugno il progetto per il nuovo stadio del Venezia Calcio, lo ha annunciato il presidente Giotta Copina dopo il voto di giovedì in Consiglio Comunale. Il sospirato nuovo stadio del Venezia a Tessera è un'opera di interesse pubblico. A sancirlo l'ultima seduta di Consiglio Comunale, che ha visto anche i democratici votare insieme alla maggioranza del sindaco Luigi Brugnaro. Unici contrari i 5 Stelle, da sempre ferocemente critici sui piani di sviluppo dell'area intorno all'aeroporto. Siamo contrari a questa cementificazione del territorio, alla creazione di un nuovo centro commerciale da 37.000 metri quadri, perché il centro di Mestre è già in forte crisi economica e quindi vogliamo e abbiamo fatto una proposta alternativa. Lo stadio va fatto nelle aree ex Indial a Porto Marghera, sostengono i grillini, che dovevano essere cedute gratuitamente al Comune già alcuni anni fa, insieme ai finanziamenti per le bonifiche. Noi vogliamo riqualificare Porto Marghera, vogliamo che quelle parti di aree degradate siano di nuovo parti integranti della città, e non appena fatte le bonifiche questo terreno, che è alla fine di via Fratelli Bandiera, poteva essere ceduto a titolo gratuito con concessione ai proponenti privati dello stadio, per fare lo stadio, i parcheggi che servono e pochi negozi, ristoranti a servizio dello stesso stadio. Pesante il giudizio politico dei 5 Stelle, soprattutto sui compagni di opposizione del Partito Democratico. Il loro vero scopo è nascondere ai cittadini che hanno riempito le società del casinò di mutui, 140 milioni di euro di mutui a fronte di zero investimenti, ed è per questo che vogliono vendere quei terreni per fare cassa e coprire i mutui assunti dalle loro amministrazioni per sanare i debiti che avevano contratto. Ci sarà lo sport al centro della puntata di questa sera di 20:10, si parlerà di basket in vista dell'incontro tra la Treviso, la De Longhi Treviso Basket e la storico avversario della Fortitudo domenica. Ospiti in studio Massimiliano Menetti e Andrea Gracis, coach e direttore sportivo della De Longhi. Con le notizie da Venezia e provincia ci fermiamo qui, ora previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Sulle nostre regioni sarà una giornata all'insegna del bel tempo, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto e stabile su tutti i settori, tuttavia al mattino il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, ma senza altre conseguenze. Non sono infatti attesi fenomeni degni di nota. Più sole invece a partire dal pomeriggio. Temperature invariate con minime tra 11 e 15 gradi. Valori massimi compresi invece tra 20 e 23 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Situazione molto simile, con il cielo che risulterà irregolarmente nuvoloso e spesso coperto al mattino, specie sulle aree costiere, ma il tempo si manterrà asciutto e stabile, non sono attese piogge. Via via più soleggiato col passare delle ore. Temperature stazionarie con minime tra 11 e 13 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 21 e 23 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, molte nubi sui settori meridionali della nostra regione al mattino, ma in genere senza fenomeni associati. Maggiori spazi soleggiati invece nella seconda parte della giornata. Temperature stazionarie molto miti, con minime tra 5 e 12 gradi. Valori massimi compresi invece tra 24 e 26 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.